Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, io direi di continuare con le domande al sindaco. Vorrei più informazioni su questa zona. Certamente c'è qualche posto particolare. Allora, non mi ricordo cosa. Beh, scogliamo. Le facciamo tutte. Proprio una rotta scogliere non può sbagliarle. Un villaggio. Ah, sì, è quello che avevamo letto. Vabbè. Bacino stellare, una famosa destinazione turistica sull'atollo. C'è un villaggio costruito proprio sopra una splendida barriera corallina. Lì c'è sicuramente una gran varietà di pesci. Ti interessa pescarne un po'? C'è un altro posto che vorresti sapere? Direi la spiaggia storta. Non c'è molto da dire, è solo una massa ingarbugliata di alberi, spesso coperta da una fitta nebbia che durante il giorno, se hai intenzione di esplorare quella zona, ti serviranno buone luci e un ottimo senso dell'orientamento. Ah, bene. Spina del diavolo, o un luogo davvero emozionante, un vulcano attivo in mezzo alle antiche rovine di una città. Fatti così e fa attenzione se ne attraversare quelle acque. Le rovine sono sommerse e rischi di sfuggire lo scafo. Per non parlare del vulcano che può eruttare in qualsiasi momento, di tanto in tanto si può sentire il suo brontolio anche da qui. No, per il momento è tutto. Bene. Pescatore. Oh, era davvero inaffidabile. Usciva di notte e tornava senza aver pescato nulla, poi dormiva tutto il giorno. Era anche un pessimo capitano, veramente pessimo, non faceva che arenarsi sulla barriera corallina, anche in pieno giorno. La maestra Dashi aveva quasi finito le legname e le riparazioni. Era un buono nulla, una sera se n'è andato e non è più tornato. Addio, non ci mancherà affatto. Beh, no, meglio vado a pescare. Allora io direi sì, facciamo una pescatina veloce, magari qui nelle vicinanze, vediamo qualcosina di pesce. Dove possiamo andare? Dice, oh, ho visto qualcosa che luccicava là in fondo. No, io voglio andare qui. Il faro domina le acque, mentre le onde si scontrano incessantemente contro i pericolosi scogli. Tutte creature umane non finirebbero facilmente sfacellate ai suoi piedi. Rifletti la sua potenza intrinseca di questa struttura, un'enorme colonna di pietra che si accoglie alla responsabilità di tantissime vite. Per quanto tempo resisterà? Tra quanto finirà in rovina con esso il suo scopo? Il faro domina le acque. Ah, tutto è. Allora, ci giriamo. Sono già. Beh, guarda, peschiamo qui. Si può pescare qui? Bah. Io direi di metterlo qua. Esaurita. Allora io direi sono le 8, torniamo indietro. Aspetta che qui ci sono. No, aspetta un attimo. Tac, luci. Non è che faccia quel granché, però beh, possiamo inizia a pescare. Possiamo tenere? No. Perché se io. Oh cazzarola. No.
Ah, perché se io lo metto no, non mi lascia. No, aspetta un attimo, voglio provare a mettere meglio le robe, se ce la faccio. Se io no, non ce la faccio. Allora direi di mettere questo qua, questo qui che è un po' più raro. Facciamo così, fuori dalle scatole. Peccato, avevo trovato un pezzo abbastanza raro. Va bene. Quella lì però qualcosa striscia nella stiva. E là. No, forse è meglio attraccare e fermarci. Oh cielo, sembri esausto, non ti starei mica dimenticando di dormire, vero? Fare frequenti pause è fondamentale per stare produttivo, va bene. Intanto andiamo dal pescivendolo. Sì. Lascia pure va bene, perfetto. Ti do questo qui. 50 dollari di 2 pesci. Bene. Ottimo, questo danno benone. È un altro ordine leggermente più singolare. Mi hanno chiesto un paio di calamari e una cernia nera. Di questi tempi non sono molti a pescare i calamari. Si nutrono solo di noti. E beh, si sa che come tutte le noti a queste parti, buona fortuna. Sì. Adesso va bene. Cosa abbiamo trovato? Questo qui abbiamo... Infetto. Ah. Possiamo gli fare più... Cosa abbiamo oggi? Consegni il pesce grottesco al pescivendolo, un sorriso e si porta il pesce all'altezza del viso, inala profondamente. Ah. Questo sì che è un esemplare che mi riviva la giornata. Chissà se il pescivendolo fa scorrere le dita lungo tutto il corpo del pesce come per cercare qualcosa e alla fine preme sul lato del ventre facendo emergere una piccola rigonfiatura delle scaglie. L'uomo affetta il pesce e ne estrae dallo stomaco un piccolo lembo di tessuto che si stende sul bancone. È un fazzoletto dalla fantasia graziosa. Mentali, fazzoletto. Bene, non avevo mai visto niente del genere. Meglio se lo do a te e ti pago anche il pesce, ovviamente. Non è il primo pesce mutante che vedo da queste parti, ne pescherai sicuramente degli altri molto presto. Ti pagherò bene se me li porterai. Un uomo ti sta osservando attraverso la finestra della tua cabina, il suo volto nasconde in quella penombra. Lo so cosa ti ha portato dal pescivendolo e per la precisione so che ha estratto un reperto, devo ispezionarlo, ma non qui. Incontriamoci all'isola Roccanera, lascia questa baia e dirigiti verso sud. Ho una proposta d'affari che potrebbe interessarti. Ti aspetto lì. Va bene. Allora, intanto vediamo che roba è questa qui. Ma non so che roba sia. Un fazzoletto molto bello, estratto dalle viscere di un pesce grottesco, decorato con molti cremisi. Lasciamolo lì intanto. Cabina. Ah, allora abbiamo. Due calamari da ce ne abboccando solo di notte. Ho pescato, ho portato il pesce fino a... probabilmente devo dargli quel famoso
Non ho capito perché questa è segnata. E qua che devo andare la prossima volta, sì, perché qua c'è midollo minore, qui c'è un'altra, però vabbè. Enciclopedia, vabbè. Allora io direi di intanto riposa, non è tanto, però vabbè. Bacino di carenaggio, ricorda che sono disponibili materiali una sola volta, puoi conservare quelli che hai al momento, quel bacino. Ah, bene. Maestria d'asce invece, quanti soldi abbiamo? 460, che io sinceramente io ho preso questo, giusto? Acquista, scusa un attimo. Superficiale, e questa è cosa? Superficiale, 3 ore, 40%. Ah, è lo stesso. Questo invece che cos'ha? Facciamo così, disinstalla al magazzino, bene, e direi di mettere questi qua due, bene, poi mettiamo questo, molto bene. Adesso dovremmo avere in teoria che va un po' di più, ma non posso venderlo. No, non posso venderlo, va bene. Una luce, io metterei questa qua, più 750 lume, 750, 500 e 500, io direi di mettere questa. E quanto qua? Ah, 180 qui, no, non posso. Rimborso. Ah no, ce li ho, ce li ho, ce li ho. Pardon, 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 pardon. Bene, perfetto. Non è il massimo, però dai. Allora, facciamo una pescatina veloce intanto. Dove possiamo andare a pescare? Là in fondo. Eccolo qua, guarda. Quello qui. Non so cosa ci sia a pescare, comunque. Riserva scarsa, va bene. Ah, esaurita. Di già. Andiamo lì. Pesca sostenibile, tu la guarda la cabina, vabbè. Ah, qua ci vuole l'oceanico, va bene. Se invece andiamo dentro per di qui, dove si va? C'è anche lì da pescare, volendo. Interessante. Facciamo una pescatina veloce. Va bene. Bene, esaurita. Allora io farei una robetta di sto genere. Torniamo indietro.
Andiamo a... mettiamo qui. Bene. Oh, sono le 8 di sera, meglio tornare indietro, che non troviamo. Beh, va un po' più veloce in effetti adesso, non di tanto, ma va più veloce, e sicuramente fa anche molta più luce rispetto a prima. Piano piano. Allora, stai scendendo. Hai preso qua? Certo. No, non abbiamo. Cerca di non strafare, specialmente quando il sole inizia a tramontare, meglio tornare con pochi pesci che non tornare affatto. Concordo con te. Allora facciamo un riposino. Pescatore, hai già incontrato una fotografa mentre eri in viaggio? È passato qui qualche giorno fa per fare scorte. Le ho proposto di scattare delle foto del villaggio, scopi promozionali, ma non sembrava troppo interessata. Ha detto che ci sarebbe andata a sud, forse dovresti farle visita. Allora, io direi di andare. Allora, vediamo un secondo la mappa, perché io devo andare qua prima. Allora, andiamo qui intanto. Aspetta, no, un'altra cosa. 10% di probabilità di non ridurre la riserva di pesci quando pesca un pesce con la canna. Ah, vabbè. Comunque adesso io direi di leggere questo. E questo che cos'è? No, vado avanti perché voglio andare là. È per di qua, giusto, vero? Sì, sì, è giusto, bene. Qui c'è qualcosa da pescare, ma sicuramente non ho le attrezzature. Infatti ci vuole quella oceanica. Mi sa che devo andare là. Posso, beh, visto che è vicino, che ne faccio, pescare qualcosa qui o è troppo profondo? No, costiero, va bene. Sì, ma sono sempre i soliti 4 pesciolini alla fine, non è che c'è quella gran varietà per il momento. No, questo va messo qui. Esaurita, va bene, non importa. Allora andiamo qui. Fino pomeriggio, quindi non dovrebbe esserci problemi. Villa in rovina, vediamo. Ah. L'uomo ti aspetta davanti a una porta e ti osserva mentre ti avvicini. In una mano tiene un vecchio libro rilegato in rosso cremisi e impreziosito da nastri d'argento. Sei qui? Bene, lascia che mi presenti. Io sono un collezionista, mi occupo di molte cose, opere d'arte, reperti, tesori e verità, e stranezze che a stento oserei a desiderare. Ah, quegli occhiali, bene. E tu hai qualcosa per me? Consegni il fazzoletto al collezionista, lui lo osserva alla luce tremolante delle candele e lo studia. Queste fantasie sono inconfondibili, persino dopo tutto questo tempo questo fazzoletto
proviene da una vecchia nave che sto cercando, affondata molti anni fa. Trasportava oggetti di grande importanza, come potrai immaginare il loro recupero si sta rivelando problematico, ed è qui che entri in gioco tu. Perché proprio io, scusa? Ecco la mia proposta: equipaggerò la tua imbarcazione con attrezzature che ti consentirà di dragare i relitti di abissi più profondi. Bene, grazie. Allora, trova per me questi cimeli perduti e ti ricompenserò in modi che superano ogni immaginazione. Non dovrai smettere di pescare. Poche ore basteranno per apportare alla tua imbarcazione le modifiche necessarie. Che ne dici? Accetto. Ottima decisione. Preparo subito l'attrezzatura. Ah. Gru per dragare. I cimeli che stiamo cercando sono un anello, una collana, un orologio, un carillon con chiave. Ti suggerisco di recarti nei villaggi vicini qui intorno se chiedono informazioni per eventuali naufragi o altri strani avvenimenti che valgono la pena di essere approfonditi. Bene, torna quando avrai recuperato qualcosa. Vabbè. E la bottega? La bottega sembra integgiata dai cieli. Entra. È chiuso qua a chiave. Ah. Allora, ce la facciamo a tornare senza farci del male? Penso di sì. Forse adesso possiamo andare dove prima, forse non è detto. Sono le 6. No, io torno indietro e lo dobbiamo cercare bene, ma tipo qui una boga leggiante serve a segnare il passaggio sicuro agli scogli pericolosi e ostacoli nascosti. Inoltre la sua luce fioca offre una breve tregua all'oscurità nella notte. Va bene, buono a sapersi. Allora, io direi andare dal pescivendolo intanto. Non farti scegliere i pesci più grandi, sfamano più persone, posso pagarti di più, va bene. Intanto ti do questo. Sentiamo cosa vuole la costruttrice. Allora, ti avvicini una donna seduta sul molo a fissare il mare. Si volta verso di te e rivolgerti la parola. Come stare il mare aperto? Beh, direi tutte e due. Effettivamente sia rilassante che difficile, ma è rilassante. Sarà di certo meglio che questo maledetto villaggio. A volte penso che dovrei andarmene per un po', o magari per sempre. Tornare indietro è un errore, non credi? Bisognerebbe sempre proseguire e andare avanti. Qui non si sta così male. O non vuoi? No, qui non si sta così male. La donna ritorna a fissare il mare, assorta nei suoi pensieri. Sai, se tu trovassi alcuni materiali, forse potresti aiutarmi ad andare avanti, a trasferirmi altrove. Ho sentito parlare di un'isola, Punta Acciaio a nord. 2 unità di legname e 2 unità di ferraglio sono tutto ciò che mi serve per costruirmi un nuovo posto con cui stare. Potreste venire a farmi visita? Quando hai il materiale per me, lascialo a Punta Acciaio, ti pagherò il lavoro terminato. Sentiamo anche la guardiana del faro allora. Che c'è? Ah, esatto. La donna ti scruta con un sospetto. Vicino alla parte posteriore del midollo maggiore c'è un punto in cui la corrente trasporta tutti i relitti. Bene. Certe notti si vede un bagliore innaturale innalzarsi da quella zona di acqua scura. Non oso immaginare cosa ci sia di sotto. Quindi se stai cercando quello che penso è meglio per te se lasci stare. Proviamo. Nella cima del faro vedo tante cose strane, a volte lo so neppure se devo fidarmi dei miei stessi occhi.
La donna tiene la lanterna in alto in modo da illuminarti il volto. Sei veramente qui davanti a me o sei su uno dei soliti trucchi della nebbia? Da questo vedo tante cose, ho visto il ritorno di quella barca sventurata, ho scelto di guardare dall'altra parte. Ho visto un bagliore naturale proveniente da quelle finestre, qualsiasi cosa tu abbia in mente mi auguro che tu sappia di quello che fai. Va bene, meglio che vada. Allora, direi che... attività. Cercaci. Vabbè. Di due calamari, ma solo di notte. Questa qui mi domanda 2 legnami, 2 di ferraglia. E devo trovare questi cimeli. Allora, siccome si trovano solo di notte, facciamo un giretto di notte allora. Bene. Abbiamo trovato. Non importa se è scarsa. Un po' particolare questo. Allora io direi di fare invece di tornare, visto che abbiamo pescato i calamari, che era quello che ci servivano. Andiamo qui. Li rivendiamo. Andiamo dal pescivendolo. Sì. Ti do questo. E questo. 88,50. Non pensavo ci avresti fatta. Pescare di notte è un compito arduo. Volevo parlarti di una nuova iniziativa commerciale che vorrei intraprendere, le nasse. In effetti ne ho qui una per te. È un po' logora, ma puoi farla sistemare e maestra lascia. Abilità sbloccata nassa. Piazza una nassa e non dimenticarti dove l'hai messa. Dovrebbe essere piuttosto semplice, basta lasciarla in mano in un punto qualsiasi, tornare 1 o 2 giorni dopo e dare un'occhiata. Un cliente mi ha chiesto un granchio violinista e un granchio comune, entrambe le specie si possono trovare qui intorno. Ah, ma costano $100? E facciamo, ne prendiamo 2. Anzi, facciamo 3. Le mettiamo adesso, quasi quasi io direi di dormire. Partiamo e mettiamo giù un paio di nasse. Penso che vadano messe. Seleziona abilità nassa L1. Allora la mettiamo. Eccola qui. Una la mettiamo qui. Tanto è segnata. Una la mettiamo qui. Una la mettiamo qui. E una la mettiamo qui. Perfetto. Allora andiamo a pesca. Ah, dovevo vendere il resto. Aspetta, no. Allora mi ero dimenticato. Allora andiamo. Direi di sì, perché non abbiamo quel granché di spazio, cioè bisogna dire anche quello. Pescivendolo. Bene.
Non voglio... Ah, vendi tutti i pesci, Bene. Allora, ritorniamo fuori. Ah, esaurita. Dove possiamo andare? Qui davanti. Forse devo andare un po' più avanti e buttarle giù le nasse, però. Pesca. Abbondante, molto bene. Se qui è abbondante vuol dire che ci farà guadagnare. Bene, perfetto. Quanto spazio abbiamo ancora? Ma abbiamo un po' di spazio per quello. Proviamo ad andare qui. Qua sono grossi però. Insomma dai, scarsa. Io direi qua. Ah, è esaurita. Di già. Tanto scarsetta allora. Allora io direi di ritornare indietro. Anzi, mettiamo le luci che è meglio. Perché dovremmo andare dietro all'isola, a quanto ho capito. Vendiamo qui intanto. Facciamo molto bene. Allora io direi andare a... La maestra dai. Come fa sicuro del proprio motore? Dove tira fuori un libro? Da una cassetta di attrezzi gli vicino te lo porgi. Alcune varie sono sporche di grasso. Va bene. Allora, intanto cabina. Bene, perfetto. Allora, attività. I granchi, va bene. Li stiamo cercando. Dopo abbiamo la mappa. Dobbiamo andare qui dietro noi infatti. Ah, guarda, mi sembra dove ho messo giù le reti per i granchi. Dobbiamo andare qui dietro noi praticamente. E qua anche. Allora direi sono le... no, io direi... aspetta, cosa c'è da leggere ancora? Cabina. Enciclopedia, vabbè. Da un nucleo centrale illuminato racchiuso in una sacca gelatinosa spuntano di tentacoli. Gli altri nuclei restano dormienti. Va bene. E io direi di farci una bella riposatina intanto. E poi andiamo là dietro, vediamo se troviamo qualcosa. Via. Alla massima velocità, se così possiamo definire. Sono un po'... ma non ho capito, qui è pieno. Controlla Nassa. No, le lascio lì. E uno le ha pescato. Passiamo domani. Allora io dovrei andare là dietro intanto. Si pesca da un'altra parte. Aspetta che voglio vedere la mappa.
ci conveniva andare dall'altra parte, insomma bene. Qui invece si può costruire, c'è qualcosa. Ci ho dato una vecchia carcassa, ti avvicini, guardaci dentro. Beh. R3 mettiamo sopra qui. Uno lo metto sotto qui. L3. Questo tac e lo metto qui. Perfetto. Oggi non si pesca lì. Qua c'è visto qualcosa lampeggiare. La pietra mormora sommessantemente agitando l'aria che la circonda. Alcune tenui sagome danzano sulla sua superficie, sparendo prima che i tuoi occhi possano posarsi su di essa. Posa la mano. La fredda pietra non risponde al tuo tocco. Bah. Boh. Cabina, mappa, ma non ho capito. Deve essere qui in giro da qualche parte in teoria, perché sia qui dietro. Può essere. Guardiamo la mappa. No, le abbiamo già passate via invece. Dobbiamo tornare indietro. E dietro qui? Può essere qua dietro? No, non è neanche qui. Deve essere dentro per di qua. Può essere dentro per di qui? Può essere quello là, rosso, che butta fuori. Può essere? Draga. No, tira su. Oh, una reliquia. Mamma mia, che chiave enorme, che roba è. Allora io quasi invece, allora a sto punto tornerei anche indietro. Mappa. Ci conviene andare a non più avanti non va. Di girare a destra per di qui. Se non ho capito male, cioè se non ho visto male più che altro. Quasi però visto che ci sono, sì, ma non ci sta altro, cioè, vabbè, mi fermo qua. Ah, e quella là è la nostra città, esatto. Là c'è qualcosa, però per il momento non mi fido. No, aspetta.
Sì, beh, non è che si veda moltissimo con quel faretto lì che abbiamo, eh. Comunque, vabbè, non importa. Bene. Intanto li lasciamo lì. Andiamo a prendere domani. Allora, pescivendolo. Perché abbiamo questo. Io direi di fare magazzino. 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 Magazzino e magazzino. Allora, riposiamoci fino all'alba. Bene. Lasciamo gli ormeggi e andiamo a tirare su. Andiamo a tirare su tutti i granchi adesso. Bene. Prendi tutto. Ah, ma si lasciano giù. E facciamo anche raccogli. Raccogli. Probabilmente dovrò metterle a posto allora. Svolta questa nassa estiva e poi no, facciamo non mi fido. E raccogli. Allora raccogliamo anche questa. Raccogli. Abbiamo un po' di spazio qui. Pesca. Sì, un pesce forse riusciamo a prenderlo in effetti. Uno. Perché uno riusciamo a prenderlo. Che è meglio di niente. Allora, maestra d'ascia. Vedo che l'attrezzatura andava sistemata. Ripara tutto a $45. Vabbè. Molto bene. Pescivendolo. Hai catturato qualche granchio? Sì. Ricorda che le nasse si logorano e la maestra deve sistemarle. Va bene. Allora abbiamo questo e questo qua più piccolino. $57. Abbiamo recuperato anche tutto quello che avevamo speso per le nasse. I pescini in carta di granchi conserva con il denaro. Bene. Questi andranno bene. Sono contento che quella vecchia nasse ti sia tornata utile. Puoi sempre comprarne altre o fare i poi danneggiati al cantiere. Va bene. Ho un'ultima richiesta da farti. Come avrai visto da queste parti alcuni pesci sviluppano delle strane malformazioni. Cos'è che possa succedere a una persona che mangia la polpa di uno di questi mutanti? Oddio. Impazzisce? Beh, forse, ma io non voglio scoprirlo a una certezza. Portami un pesce mutante, uno qualsiasi, ma che resti tra noi. Va bene, allora intanto ti vendo tutti i pesciolini. Facciamo una roba, visto che è presto, molla gli ormiggi. Andiamo, io direi di andare a buttare giù tutte le nasse qua. Allora, quello, no, questo, bene. E buttiamo tutte e quattro qui vicino.
Ah, esaurito, di già. Lettura completa, va bene. Guarda in cabina per i bonus. Va bene, guarderò. Prima voglio andare avanti a pescare. Scarsa. O è scarsa o non ce n'è proprio. Io direi di metterla qua e questo lo mettiamo qui. Vediamo se possiamo pescare là. Là non abbiamo mai pescato. Non hai l'attrezzatura. Ah, oceanica. Proviamo ad andare là allora. Mi incuriosisce quella roba lì. Raccogli oggetto. Aggiunta alla cabina 21 agosto. Allora, attività. Va bene. Pesce normale, va bene. Messaggi. Ieri c'è stato un piccolo incidente sulle acque basse della parte posteriore di Midolla Maggiore. Uno scoglio è scomparso dal nulla e ha urtato la parte anteriore della barca. Non ha affondato lo scafo, ma ha provocato un bello scossone. E alcune delle cose sono accadute in mare. Non abbiamo visto quali, la cosa un po' ci preoccupa, ma tutti gli oggetti importanti dovrebbero essere rimasti a bordo. Mio marito ha voluto ricontrollare gli appunti della cerimonia di cambio nome della barca. Ha il terrore di aver eseguito male qualche passaggio, non avevo idea che fosse così superstizioso. Enciclopedia. Vabbè. Ne abbiamo tanti ancora. Allora, beh, intanto mi metto la luce. Possiamo pescare. Peschiamo qui. Bene, bene. Ah, esaurita. Allora, sono le 5, direi di tornare pian pianino indietro. Pesci vendolo. Ti vendo tutto fuori dalle scatole. Intanto 360. Ma la bacino, ricordo che non va bene, perché noi abbiamo tirato fuori ricerca. Ah, ne abbiamo. Il modello di assistenza meccanica permette di pescare specie molto più grandi. Ancostiero superficiale, un design ibrido che consente uno stile di pesca più flessibile. Beh, direi di fare questo. Facciamo uno e uno e pian pianino faremo tutto il resto. Allora, io direi di riposare e poi ci fermiamo. Allora signori, io vi ringrazio per la visualizzazione. Aspettate un attimo.